Tempi duri per la Ailex di Chiavari, lavoratori in cassa integrazione sino al 2021 sono gli effetti del concordato del 2013, azienda al lavoro per cercare di ottenere nuove commesse. Il villaggio del ragazzo come punto di raccordo tra domanda e offerta di lavoro, inaugurato un nuovo sportello e presentati 2 corsi per l'inserimento lavorativo di giovani inoccupati e disoccupati. La Cassazione ha bocciato il ricorso dei diplomati magistrali che vengono così esclusi dalle graduatorie, brutta notizia per molti insegnanti anche del Tigullio. Una scuola flessibile, capace di coniugare professionalità e competenze umane, nuovo passo avanti a Chiavari per la nascita del liceo scientifico sportivo Gianelli, in prima linea le aziende sostenitrici. La sapienza del cuore sta nel saper coniugare contemplazione e azione, è la riflessione del Papa all'Angelus che ha esortato ad amare e servire i fratelli. Abbiamo bisogno di fraternità. A Santo Stefano del Ponte il Vescovo ha indicato la strada alle comunità di tutta la diocesi, poi la processione per le vie di Sestri Levante in onore di Nostra Signora del Carmine. Va all'equipaggio di Sestri Levante il 60° palio marinaro del Tigullio. Chiavari si aggiudica invece la 4ª rievocazione storica del primo palio. La manifestazione ha richiamato l'interesse del pubblico. Buonasera a tutti e bentornati al telegiornale. Assemblea dei lavoratori questa mattina alla Ailex di Chiavari, l'ex Lames. Per l'azienda infatti sta per iniziare un periodo difficile che risente dell'onda lunga derivante dal concordato del 2013. Intanto la Ailex sta tentando tutte le strade per ottenere nuove commesse. Sentiamo. Tempi duri per la Ailex di Chiavari. I lavoratori dovranno affrontare 1 anno e mezzo di cassa integrazione. Stamani in assemblea è emersa soprattutto la preoccupazione per gli stipendi. La questione non arriva a sorpresa però. Il buco di lavoro partito nel 2013 sta facendo sentire i suoi effetti. Accedendo al concordato preventivo di continuità produttiva, purtroppo la Ailex non ha potuto partecipare a nessuna gara, quindi non acquisire nuove commesse. Lo sviluppo delle nuove commesse impiega circa 2 anni per andare in produzione, questo spiega il buco che si è venuto a creare da ottobre, ci hanno detto fino a maggio 2021. Rassicurazioni arrivano dall'azienda. La Ailex sta partecipando a più gare possibili per avere nuove commesse e poter così ripartire. I sindacati testimoniano l'impegno dei vertici aziendali sul mercato. Sicuramente il rapporto con Fiat è preminente, vista anche la vicinanza geografica a Mirafiori. È chiaro che non escludiamo la possibilità di acquisire anche altre commesse, auto come la BEV possono essere acquisite e anche altre auto che dovrebbero uscire dal piano industriale della Fiat nel prossimo periodo. Siete riusciti a rassicurare i lavoratori? Certamente c'è una chiara preoccupazione da parte di tutti, sia i sindacati che i lavoratori, però come abbiamo fatto in passato siamo in grado di stringere i denti tutti insieme, di fare squadra e di superare anche questo momento. Le RSU si sono impegnate ad istituire delle commissioni per monitorare la distribuzione della cassa integrazione e per far sì che i tagli salariali abbiano il minore impatto possibile. Altra richiesta avanzata e già accolta dall'azienda è quella di investire nella formazione. Se ci saranno degli investimenti su nuove linee, nuovo prodotto, la formazione è sempre fondamentale. Questa formazione coinvolgerà quasi l'interezza dei lavoratori, andrà da certificazioni, qualità, nuove tecnologie, informatica, inglese, comunque è una formazione molto utile che servirà per questo periodo. Rimaniamo in tema. 2 corsi per l'inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati sono stati presentati oggi al villaggio del ragazzo. Le figure professionali sono quelle del supervisore di produzione, capobarca per Fincantieri e programmatore e installatore di sistemi idraulici. Il progetto è finanziato dalla Regione. L'illustrazione è coincisa con l'apertura dello sportello dei servizi al lavoro. Siamo andati a vedere. Siamo tutti? Vado? Via. Entrate. 2 momenti con un unico obiettivo, il lavoro. Al centro di San Salvatore di Cogorno l'incontro tra diversi enti istituzionali per promuovere luoghi e corsi che possano aprire una speranza lavorativa per chi è in cerca di occupazione. Il primo riguarda l'inaugurazione dello sportello lavoro dove si incontrano domanda e offerta. Chiaramente è uno spazio che noi mettiamo a disposizione anche per le aziende perché è fondamentale il collegamento rispetto al mercato del lavoro con loro per raccogliere tutto quello che sono gli aspetti dei
dei fabbisogni, così come mettere insieme quelle che sono le aspettative, i talenti dei ragazzi e anche degli adulti che magari si trovano nella necessità di riconvertire la propria professionalità in ragione magari della perdita di lavoro. Nello stesso contesto sono stati presentati 2 corsi che propongono un percorso integrato per l'inserimento di giovani disoccupati e inoccupati. Il primo, il corso per capibarca per Fincantieri, in cui il percorso verrà realizzato qui presso le nostre strutture ed in parte proprio direttamente da Fincantieri, e l'altro corso sull'automazione, progettazione e automazione industriale, che è l'altro percorso dove abbiamo il coinvolgimento di diverse aziende che sono state, come dire, disponibili sia nella fase di analisi del fabbisogno ma nella stessa progettazione. Il villaggio del ragazzo si pone come ente di raccordo tra le diverse forze in campo nel progetto finanziato da Regione Liguria. Questo è un progetto che viene finanziato da Regione Liguria all'interno del bando Formarsi per competere, che è un bando regionale finanziato col Fondo Sociale Europeo, ed è il bando che ha creato questa opportunità concreta per i giovani e per le aziende che avevano bisogno di certe competenze, ma soprattutto per i giovani di avere una reale opportunità, questo ci tengo a sottolinearlo, di inserimento lavorativo. I problemi del lavoro riguardano anche il mondo della scuola. I diplomati magistrali sono stati esclusi dalle graduatorie. La Cassazione oggi ha bocciato il ricorso. Per la Suprema Corte è legittima la decisione presa nel dicembre 2017 dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Brutta notizia per molti insegnanti anche del nostro territorio. Sentiamo. Con la sentenza di oggi, dunque, che cosa accade per i diplomati magistrali del Tigullio e della Liguria? Accade che praticamente la Cassazione ha definito ciò che la plenaria aveva già deciso a dicembre di 2 anni fa, e quindi gli insegnanti sono stati estromessi dalle graduatorie ad esaurimento. Adesso che cosa succede, anche pensando al prossimo anno scolastico? Allora, succede che intanto alcune persone che sono ancora nelle GAE con riserva e non hanno ancora le udienze, sono ancora dentro, prenderanno il ruolo per poi essere licenziate. Alcune delle mie colleghe che avevano già avuto il ruolo fatto con anno di prova e sono già state licenziate, e quindi nel nuovo anno in corso succederà che alcune saranno assunte dalla graduatoria del nuovo concorso appena fatto e altre verranno assunte dalle graduatorie di istituto, ma per la supplenza annuale a questo punto. Quindi alla fine il precariato non verrà comunque limitato come era stato detto all'inizio, e anzi tutte quante verranno estromesse man mano che le sentenze ci saranno dalle graduatorie ad esaurimento, dalle GAE. E poi da quello che stava dicendo c'è anche la beffa di chi appunto si era preparato a una nuova situazione e invece si può dire che deve ricominciare da capo. Sì, ho una collega, una mia cara amica, che lei aveva già superato l'anno di prova, quindi era già entrata in ruolo da 1 anno e adesso è stata licenziata, e quindi la beffa che comunque deve ricominciare tutto da capo, avendo fatto il concorso con una graduatoria nuova. La cosa strana è che i posti disponibili in Liguria, da quello che risulta, sono 92, mentre invece le cattedre che andrebbero ricoperte sono 800, quindi bisognerà poi vedere tutte queste cattedre scoperte come verranno ricoperte. È partito oggi il primo lotto di lavori in Piazza della Vittoria a Casarza Ligure. Secondo Andrea Telchime, capogruppo del PD, si tratterebbe di una riqualificazione inutile e costosa. Secondo Telchime il primo lotto costerà 170.000 euro. Mentre per l'opera completa si parla di 1 miliardo di vecchie lire. Secondo il consigliere c'erano altre priorità. I lavori iniziano con ben 2 anni e mezzo di ritardo, prosegue rispetto a quanto dichiarato nel bilancio di previsione, e ancora aggiunge il progetto è stato modificato a più riprese. Telchime critica infine la scelta di eliminare la fontana centrale, la realizzazione di un secondo anfiteatro e la disposizione dei parcheggi. È uno spreco di denaro pubblico, conclude il consigliere. È necessario intervenire il prima possibile per il ripristino dell'argine crollato del Fiumentella. A dirlo in questo caso Gabriele Pisani di Liguria Popolare. Secondo il consigliere, più passa il tempo, più lievitano i costi e aumentano i rischi di rottura del collettore fognario che passa sotto la pista ciclabile. Sulla diga per figli invece Pisani loda il Movimento 5 Stelle di Lavagna, che ha chiesto con una mozione il ritiro delle delibere, e chiede al movimento di produrre un documento ufficiale che impegni il proprio ministro a bloccare l'opera.
Quasi 6.000 oggetti sequestrati per un valore di 25.000 euro e 69 multe, oltre all'impiego di nuovi 43 agenti di polizia locale e all'acquisto di 11 mezzi per la sicurezza sul territorio. È il primo bilancio dell'operazione Spiagge Sicure in Liguria, tratteggiato dal capogruppo regionale della Lega Franco Senarega. I dati si riferiscono agli interventi effettuati sino al 30 giugno. In Liguria sono stati coinvolti 19 comuni per un finanziamento totale di 800.000 euro. Per il Tiguglio ne hanno beneficiato Lavagna, Rapallo, Moneglia, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante. Cambiamo argomento. Prosegue a Chiavari il percorso per la nascita e lo sviluppo del nuovo liceo scientifico sportivo Gianelli Campus. Si è riunito per la prima volta il gruppo di lavoro costituito dal Consiglio d'amministrazione e dalle aziende sostenitrici. Sentiamo. Virtus Entella, Randstad, Prorecco, Botto Assicurazioni, Banco di Chiavari sono le aziende che hanno deciso di sostenere la nascita e l'avvio del nuovo liceo scientifico sportivo di Chiavari Gianelli Campus, partecipando alla prima riunione programmatica con il Consiglio di amministrazione della scuola aperta dall'introduzione del vescovo Alberto Tanasini. È il nuovo significativo passo avanti compiuto nella direzione dello sviluppo dell'istituto, come anticipato nella riunione con i genitori di inizio luglio. Il gruppo di lavoro si è confrontato sullo sport ed il suo significato in quanto stile di studio, di lavoro e di vita, con regole che integrano impegno, sfide e conquiste. Di qui sono state tracciate le linee guida della programmazione del nuovo liceo, che dovrà essere innanzitutto flessibile, ossia pensato per sostenere la crescita integrale della persona, conciliando allenamenti e preparazione scolastica, e integrato, ovvero predisposto ad applicare lo sport non solo all'agonismo, ma anche alla comunicazione, alla gestione delle società e degli impianti e allo sviluppo di relazioni umane. Attraverso un potenziamento delle competenze linguistiche, con scambi all'estero e progetti extracurricolari e delle reti di supporto informatico, il nuovo liceo, negli obiettivi fissati dal gruppo di lavoro, dovrà preparare i ragazzi ad affrontare un percorso di studio di tipo universitario, ma anche ad intraprendere attività lavorative che possano estendersi anche al di fuori dell'ambito strettamente sportivo. L'obiettivo è che il Gianelli Campus possa essere una scuola inclusiva, capace di formare uomini e donne che possano portare un contributo umano e professionale nel mondo del lavoro, con una visione quinquennale, ovvero destinata a durare nel tempo e con il coinvolgimento di diverse realtà del territorio ed oltre. La prossima riunione del gruppo di lavoro si terrà a settembre. Proseguono a Genova le operazioni per il completo smantellamento del Ponte Morandi in vista della costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera. Sul lato ovest dell'infrastruttura stanno proseguendo le operazioni per la demolizione della pila 8. Dopo il taglio, questa notte è stato completato il calo della prima porzione di trave tampone, mentre questa notte sarà il turno dell'ultima. La seconda trave tampone aveva caratteristiche differenti rispetto alle precedenti, pesava 460 tonnellate ed era lunga 40 metri. Nei prossimi giorni saranno tagliate e smontate meccanicamente anche le gambe. La pila 2, l'ultima rimasta e situata a ridosso della collina di Coronata, sarà smontata al termine della demolizione della pila 8. E torna il caldo su tutta la Liguria, in particolar modo a Genova. Il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore ha diramato un bollettino di colore arancione per martedì 23 e mercoledì 24 luglio. Alisa inoltre ha invitato tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie a mettere in atto le prescrizioni necessarie per prevenire i disagi da calore eccessivo. Anche gli accessi ai pronto soccorso genovesi saranno monitorati attentamente. ATP ha avviato 2 nuove corse festive per la Valtrebbia, una in partenza alle 8.55 da Torriglia con arrivo a Genova Prato alle 9.37, la seconda effettua invece il percorso inverso con partenza da Genova Prato alle 10.48, l'arrivo a Torriglia alle 11.30. Intanto disagi in vista per chi utilizza il trasporto pubblico. Mercoledì infatti è in programma lo sciopero nazionale di 4 ore. Il personale viaggiante di ATP si asterrà dalle 10.30 alle 14.30, quello delle biglietterie dalle 10.30 alle 14. Siamo ora all'informazione religiosa. Fare una sosta per restare in disparte con Gesù, in ascolto, e non farsi travolgere dalle cose da fare, al tempo stesso essere al servizio dei fratelli con accoglienza. È la strada che il Papa ha indicato all'Angelus ed è quella di Maria e Marta, le sorelle di Lazzaro. La sintesi nel servizio.
La sapienza del cuore sta nel saper coniugare contemplazione e azione. Ci indicano la strada Marta e Maria, che accolgono Gesù a casa come narrato nel Vangelo domenicale. E quanto ha ricordato il Papa all'Angelus rivolgendosi in un'assolata domenica di luglio ai fedeli in piazza San Pietro. L'esortazione di Francesco è quella di amare e servire i fratelli, con le mani di Marta e il cuore di Maria, rimanendo in ascolto del Signore. Con questi due atteggiamenti, dice, saremo artigiani di pace e di speranza. Marta e Maria ci indicano la strada. Se vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare questi due atteggiamenti. Da una parte lo stare ai piedi di Gesù per ascoltarlo, mentre si svela il segreto di ogni cosa. Dall'altra essere premurosi e pronti nell'ospitalità. Quando Lui passa e bussa alla nostra porta, con il volto dell'amico che ha bisogno di un momento di ristoro e di fraternità, ci vuole questa ospitalità. Dopo la preghiera mariana, Francesco ha voluto ricordare i 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna, definendo l'impresa un sogno straordinario. Cari fratelli e sorelle, 50 anni fa, come ieri, l'uomo mise piede sulla Luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l'umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori, più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune. Andiamo sul sito della Radio Vaticana. Il Papa chiede ad Assad iniziative concrete per la popolazione. In Siria continuano le azioni di guerra, i bombardamenti ai danni dei civili inermi, distrutte o chiuse decine di strutture sanitarie, soprattutto a Idlib. E Francesco fa recapitare dal Cardinal Turkson una sua lettera per il presidente siriano, dove in sintesi si chiede protezione della vita dei civili, stop alla catastrofe umanitaria nella regione di Idlib, iniziative concrete per un rientro in sicurezza degli sfollati, il rilascio dei detenuti e l'accesso per le famiglie alle informazioni sui loro cari e infine condizioni di umanità per i detenuti politici. Veniamo in diocesi e ricorre oggi l'anniversario di dedicazione della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, avvenuta nel 1894, 2 anni dopo la costituzione della diocesi di Chiavari. Il primo vescovo, Monsignor Fortunato Vinelli, volle dedicare l'edificio a Maria. Oggi, vedete anche le immagini, il vescovo ha presieduto la messa. Nell'occasione ha invitato a recuperare il senso della chiesa particolare, cioè la chiesa diocesana, che è una porzione del popolo di Dio affidato alle cure pastorali del vescovo. Tutte le comunità parrocchiali, ha spiegato nell'occasione, sono una cellula della Chiesa diocesana. Nessuna può vivere a sé, ha quindi aggiunto, anche se spesso concepiamo la parrocchia come una realtà distante dalle altre o che si distacca dalle altre. Questo, ha concluso, non può esistere. Ora andiamo a Sestri Levante. L'intera città, come ogni anno, è stata coinvolta dalla festa del Carmine. Le strade sono state percorse dalla processione penitenziale che ha avuto inizio dalla parrocchia di Santo Stefano del Ponte. La messa del mattino nella chiesa plebana è stata presieduta dal vescovo diocesano. Siamo andati a vedere. Riflette sul presente il vescovo celebrando messa a Santo Stefano del Ponte per la festa del Carmine. Abbiamo bisogno di fraternità, spiega, un dono che rischia di andare perduto a causa di egoismi e interessi. Eppure dice siamo figli dello stesso padre, siamo tutti fratelli. Io credo che il cammino che le nostre comunità devono compiere sia proprio in questa direzione, andando controcorrenze, non lasciandoci assorbire dal mondo che ci vorrebbe diversi, avversari, gelosi l'uno dell'altro, gelosi singolarmente, gelosi tra comunità, gelosi tra gruppi. No, fratelli. Il tema è stato affrontato durante la novena, perché, ha chiesto il parroco, la parola prossimo è diventato un termine indecente. Abbiamo cercato di capire cosa vuol dire per noi un Dio che si è fatto così prossimo da entrare dentro il mistero di una donna, dentro il ventre della Madre di Dio, che dice all'uomo non vivere la solitudine, ma diventa capace di accogliere una prossimità. Lì troverai qualcosa di più grande del tuo io, un po' asfittico e a volte deprimente.
Durante l'omelia Monsignor Tanasini ha recuperato il valore dello scapolare, un segno di devozione che ricorda il bisogno di essere accompagnati e sostenuti da Maria e che invita a recuperare il senso profondo dell'esistenza, che è un vivere nella responsabilità dell'essere cristiani. Penso che sia poi importante anche riuscire davvero tutti i giorni della nostra vita a vivere veramente quello che è il messaggio dello scapolare, non che sia quindi solamente un gesto, diciamo, esteriore, ma che da esteriore poi diventi un qualcosa che nella nostra quotidianità segna il nostro cammino di cristiani e di fedeli. Dopo la messa, la processione ha attraversato la città sino alla Basilica di Santa Maria di Nazareth. La comunità di Santo Stefano del Ponte vive 2 anniversari importanti, i 100 anni dall'incoronazione di Nostra Signora del Carmelo e il 400° dall'inizio della devozione alla Madonna del Carmine, che si celebrerà nel 2020. Anche quest'anno, dal 30 luglio al 27 agosto, l'associazione La Baia delle Favole Onlus di Sestri Levante ospiterà un gruppo di 16 bambini ucraini provenienti dalle famiglie di Chernobyl. Come sempre, la loro permanenza in Italia, oltre ad avere una preminente valenza sanitaria, ha anche forti risvolti umani e socioculturali. Ad aprile, un gruppo di famiglie accoglienti è andata in Ucraina in occasione del 33° anniversario della tragedia nucleare. E in questa occasione sono state scoperte 2 targhe nel memoriale del distretto di Lubny, una in ricordo del sacerdote della diocesi di Chiavari, Don Michele Costa, che fu il primo ad occuparsi della riabilitazione dei piccoli colpiti dalla catastrofe di Chernobyl. L'altra rivolta alle famiglie, al comune di Sestri Levante e a tutti coloro che si occupano del risanamento dei piccoli. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per martedì 23 luglio. Torna il mercato agricolo in via Salvia Sestri Levante, aperto dalle 9 alle 13. Presenti gli operatori locali con i loro prodotti freschi e trasformati, dal miele all'olio, dai biscotti alle confetture. Dalle 14.30 alle 19.30 apertura del Museo del Merletto in Villa Tigullio a Rapallo. Nelle vie del centro dei Cavi Borgo a Lavagna si terrà la degustazione di specialità Borgo in tavola a cura del CIV di Cavi. L'inizio alle 19. Nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina Bonassole si terrà il concerto del Sydney Success College all'inizio alle ore 21. Continua la rassegna dei martedì in Basilica Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Alle 21.15 Don Mario Cagna terrà un incontro dal titolo Il dialogo tra paziente e medico, consenso informato e disposizione anticipate di trattamento. A Villa Tigullio di Rapallo andrà in scena la commedia dialettale Quella Buonanima, rappresentata dalla Compagnia dell'Allegria, all'inizio alle 21.30. Seconda rassegna teatrale del Teatro della Torre del Borgo a Lavagna, la compagnia GCAP porterà in scena lo spettacolo GCAP Bistrò con la regia di Chiara Niccoli. L'inizio alle 21.30. E ora parliamo della 60ª edizione del Palio Marinaro del Tigullio. Ieri l'ultima gara che è andata in scena a Chiavari anche con la rievocazione storica. Vediamo. Primi classificati. Delirio assoluto. Lega Navale Sestri Levante. La timoniera Michel Ballisteri, i vogatori Edoardo Cascino, Domenico Ballotta, Filippo Franchini, Antonio Sanguinetti. Era dal 1989 che a Sestri Levante mancava la vittoria del Palio Marinaro del Tigullio. La 60ª edizione della manifestazione incorona dunque la città dei due mari con grande entusiasmo da parte dei vogatori della Lega Navale e anche degli organizzatori, soddisfatti dell'esito delle gare e anche della quarta rievocazione storica del primo palio. Un bilancio direi positivo, siamo giunti al termine della 60ª edizione, c'è stato un vincitore che è Sestri Levante, è stato confermato, le gare vinte prima, quindi forza Sestri, viva Sestri. E poi una grande manifestazione a livello di rievocazione storica, grandissima partecipazione, con un vincitore che è stato appunto l'equipaggio di Chiavari, dove c'era sopra come vogatore il nostro sindaco, il sindaco di Chiavari. La prima bandierina che viene passata è quella dell'Armo di Chiavari. Una vittoria che torna dopo 17 anni, dal 2002, anno in cui ero anch'io su quell'equipaggio che ha vinto l'unica edizione del Palio Remiero sul Gozzo 22 Palmi. È stata una grande emozione, è stato un evento non solo sportivo ma anche culturale e turistico. C'è stato un corteo che è partito dal comune di Chiavari con gli sbandieratori di Lavagna, tanta partecipazione di pubblico, è stato bello vedere tutta la passeggiata che tifava per la nostra città, per Chiavari. Per me è stata una grande emozione rivincere dopo 17 anni, la passione è rimasta, gli anni passano, la fatica aumenta.
Tra gli elementi di novità un buon riscontro ha dato il villaggio del Palio allestito sul lungomare Giussani, oggetto di richiamo per bagnanti e turisti appollaiati sugli scogli ad ammirare lo svolgimento della competizione. Un villaggio dove si può, attraverso la collaborazione del Consorzio Ristoratori Chiavaresi, degustare quelli che sono i prodotti a miglio zero, cioè pescati direttamente nel nostro mare e consumati sulle nostre tavole, quindi piatti proprio tradizionali. Due notizie di cronaca in chiusura. I carabinieri hanno arrestato un operaio spezzino di 47 anni durante un controllo alla circolazione stradale avvenuto a Sestri Levante. L'uomo, dopo essere stato colto nel cedere ad un acquirente 12 grammi di marijuana e 1 di cocaina, ha tentato di disfarsi di altri 5 grammi di cocaina che teneva nascosti in macchina. Nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto altri 100 grammi di droga e 4 bilancini di precisione. L'uomo è stato portato in carcere a Genova Marassi. E un grosso scarico abusivo di rifiuti provenienti da attività di demolizione è stato scoperto in Valle dell'Annè a Recco dagli operatori della Ideal Service e segnalato alla polizia locale. Nella zona sono stati smaltiti mattonelle in ceramica, mattoni, plastica, involucri per materiali edili e cemento. Gli agenti sono riusciti a risalire al responsabile, che ora rischia una sanzione salata o anche una denuncia penale. Nei giorni scorsi poi, grazie ai filmati della videosorveglianza, la polizia municipale ha incastrato il furbetto seriale della spazzatura, che invece di lasciare il sacchetto nel cassonetto dedicato all'uso, abbandonava i rifiuti in un cestino di via Marconi. Infine, commenta il sindaco Carlo Gandolfo, abbiamo chiesto alla polizia di moltiplicare gli sforzi per risalire agli autori di comportamenti che colpiscono tutta la comunità. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo domattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.